buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. È online il portale della Regione per ottenere lo sconto sui biglietti aerei dedicati ai residenti in Sicilia. Le tariffe nel periodo natalizio però sono in costante aumento. Caro mutui, Schifani interviene, in arrivo un bando da 50 milioni per 20.000 famiglie in difficoltà sui pagamenti delle rate per l'acquisto della prima casa. Vaccino anti-influenzale a Palermo anche in farmacia. Al via la campagna in 83 punti aderenti anche in provincia. L'iniziativa verrà presto estesa nelle altre città dell'isola. Messina Denaro non era da tempo il capo della mafia e oggi probabilmente la cupola non funziona più, sono le parole del procuratore generale di Catania Zuccaro, oggi tra gli studenti catanesi in un incontro su racket e Cosa Nostra. Si riaccende la speranza dei concessionari storici degli stabilimenti balneari. La Corte di Cassazione boccia la sentenza che obbligava a nuove assegnazioni entro fine anno. Parla anche siciliano, il nuovo Sanremo di Amadeus, da Fiorello a Teresa Mannino, al volo l'isola è in grande spolvero dal 6 al 10 febbraio. Calcio, Catania e Messina cominciano la settimana che porta al derby. I rossazzurri, guidati da Lucarelli, pareggiano con la Virtus Francavilla, mentre i giallorossi salvano la panchina di Modica, tornando a vincere dopo 5 sconfitte consecutive. Ancora ben trovati, ci occupiamo subito di un argomento che abbiamo trattato spesso, quello del caro voli, ma da oggi è online il portale della Regione Siciliana dove si possono trovare tutte le informazioni per ottenere il contributo sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti nell'isola, ma purtroppo però i prezzi durante le festività natalizie sono in costante aumento. Ma sentiamo Francesco Triolo. Un modo annunciato per combattere il caro voli, soprattutto con l'approssimarsi delle vacanze natalizie. È online da oggi la piattaforma della Regione Sicilia alla quale i residenti dell'isola possono accedere per ottenere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei verso gli aeroporti della penisola. Per i residenti con una disabilità dal 67% in su, studenti o residenti con un ISEE inferiore a 9.360 euro, è previsto un ulteriore sconto del 25%. È possibile ottenere l'erogazione del contributo sino al 30 gennaio del 2025 accreditandosi ed inserendo i dati e gli allegati sul portale web. A presentare l'istanza di rimborso i viaggiatori già in possesso di biglietto acquistato dal 10 novembre per i voli dal 1 dicembre di quest'anno al 31 dicembre del 2024. La richiesta di contributo può essere richiesta tramite la piattaforma entro 30 giorni dalla data del volo. Insomma, una prima risposta, anche se da molti giudicata ancora non sufficiente, per contrastare il caro voli. L'intervento della Regione Sicilia con lo sconto sui biglietti riguarda solo i residenti, ma per i siciliani che hanno stabilito la residenza altrove per motivi di lavoro e vogliono tornare dalla famiglia d'origine, i prezzi dei biglietti sono ripresi a salire, con alcune tratte che hanno già superato la soglia dei 500 euro a passeggero in classe economica. A monitorare l'andamento dei prezzi è stata Assoutenti, che ha parlato di un vero e proprio salasso per le famiglie che dovranno viaggiare per le festività di fine anno. Partendo il 23 dicembre e tornando la domenica 7 gennaio a qualsiasi orario, ci si trova a dover spendere fino a 521 euro tra andata e ritorno partendo da Bologna e atterrando a Palermo, oppure 465 euro per Catania, prezzi oltre i 400 euro anche da Torino, Pisa, Verona e Genova. Da Milano si può arrivare a spendere fino a 706 euro a seconda dell'orario e della compagnia per scelta. E la Regione aiuterà anche le famiglie siciliane che si trovano in difficoltà per quanto riguarda il pagamento delle rate del mutuo per la casa. Firmato il decreto, adesso in arrivo il bando IRFIS con una dotazione di 50 milioni che servirà ad aiutare ben 20.000 famiglie siciliane. Ma sentiamo tutto nel servizio di Manlio Viola. C'è la firma sul decreto. In arrivo dalla Regione Siciliana c'è il bando per il contrasto al caro mutui. L'assessore regionale all'economia Marco Falcone ha firmato il provvedimento che mette nero su bianco budget e finalità della misura. L'idea di fondo è quella di garantire un aiuto a quelle famiglie a basso reddito che non riescono a far fronte agli aumenti dei mutui. La Regione mette sul piatto un budget pari a 50 milioni di euro che dovrà servire ad aiutare una platea di 20.000 famiglie. A gestire il bando e l'erogazione degli aiuti sarà l'IRFIS, la società
società finanziaria in house della regione siciliana per il Mediocredito con sede a Palermo. Il bando, secondo le volontà del governo, dovrebbe essere pubblicato entro il prossimo 20 dicembre. Secondo l'impianto normativo potranno accedere agli aiuti le famiglie con un reddito annuale entro i 50.000 euro e che possano dimostrare di aver subito un aumento delle rate del loro mutuo per acquisto prima casa pari o superiore al 3% nell'ultimo anno. Intanto si è registrato il 10° rialzo consecutivo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea e questo ha effetti diretti sull'economia, i mercati e i cittadini europei. La strategia di Francoforte, sebbene miri a controllare l'inflazione, ha impatti significativi sui mutui, ma anche in diversi altri settori. Cambiamo argomento, al via la vaccinazione anti-influenzale anche nelle farmacie. La campagna di adesione è partita da Palermo con 83 farmacie che hanno per l'appunto aderito all'iniziativa. Possono accedere gratuitamente over 65, donne in gravidanza o postpartum, fragili, medici, forze di polizia, insomma molte categorie, ma ci dice tutto Marco Gullà. Il vaccino anti-influenzale da poter fare direttamente in farmacia. È partita anche nelle farmacie di Palermo e provincia la campagna di vaccinazione contro l'influenza. Oggi hanno aderito 83 farmacie, ma l'elenco potrebbe presto allungarsi. Possono accedere gratuitamente alla vaccinazione in farmacia, quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i soggetti di età superiore a 18 anni cosiddetti eleggibili o aventi diritto. Ogni farmacia provvederà tutti i venerdì a ordinare all'ASP di Palermo le dosi necessarie, pertanto è consigliabile prenotarsi per consentire alle farmacie di garantire la massima efficienza. Un compito che la farmacia ha sempre svolto da sempre e che ha dato ulteriormente capacità di saper svolgere durante il periodo della vaccinazione anti-Covid. Siamo un presidio del Servizio Sanitario Nazionale a servizio delle comunità locali e lo saremo ancor più nel prossimo futuro con la piena applicazione della norma sulla farmacia dei servizi che darà ulteriori possibilità ai nostri pazienti di trovare in farmacia un presidio pubblico pronto a soddisfare le richieste e a dare delle risposte utili al cittadino. Anche nelle altre città siciliane a breve inizierà la campagna in diverse farmacie del territorio. Ed è finito nella bufera per le accuse di avere pagato il pizzo il gruppo Di Martino legato a Confindustria Catania, che al momento mantiene il silenzio ma annuncia per domani una presa di posizione ufficiale. Tonino De Mana. Un silenzio che fa rumore, quello di Confindustria Catania, tirata in ballo in una brutta storia di cronaca emersa dopo un blitz antimafia contro il clan Pillera Puntina, specializzato in estorsioni. E nel mirino del racket sarebbero finiti noti imprenditori catanesi, fin qui nulla di strano, ma la particolarità questa volta è data da chi sarebbe finito nella morsa del pizzo. Così, nelle carte dell'inchiesta, doppio petto che ha smascherato gli affari illeciti della famiglia Ieni, figurerebbe il gruppo Di Martino, titolare di una delle più importanti ditte di autotrasporti in Sicilia, con Angelo Di Martino da pochi mesi presidente di Confindustria Catania. Pagava il pizzo da 20 anni, l'accusa a Filippo Di Martino che a sua volta avrebbe riferito agli investigatori di averlo fatto per evitare ritorsioni e lavorare tranquilli. Nel silenzio dei protagonisti e della politica, in questo caso bipartisan, arriva la stilettata dell'avvocato Enzo Guarnera, presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità di Catania. Lui dovrebbe dimettersi. Se non lo facesse, Confindustria dovrebbe mandarlo a casa. E il titolo di commendatore al merito della Repubblica Italiana credo che vada revocato immediatamente da chi ha la competenza, perché chi paga il pizzo per 20 anni e lo giustifica per giunta non merita questo titolo. Insorgono tutte le associazioni antimafia, si è tornati indietro di 30-40 anni, lo Stato deve fare qualcosa, l'antimafia è una missione, una ragione di vita e non si può tradire. C'è un clima pesante attorno a Confindustria che invece si chiude a riccio, annunciando una presa di posizione ufficiale attraverso un comunicato stampa che verrà diramato domani. La consegna per tutti gli associati è il silenzio, ma tra poche ore, 24 al massimo, si conosceranno le risposte, messe nero su bianco nel tentativo di fare chiarezza per sgomberare ogni tipo di sospetto sui vertici catanesi di Confindustria. Magistrati, avvocati e giornalisti hanno dialogato oggi con gli studenti sul tema delle mafie, un confronto per cercare di conoscere il fenomeno che cambia e nello stesso tempo si adatta. Abbiamo sentito anche il procuratore generale di Catania Zuccaro. Sentiamo Lorena Dolci. Ci sono eroi e falsi supereroi.
Quelli veri ci guardano dal video in quell'immagine di Falcone e Borsellino diventata iconica. Tocca ancora oggi ai magistrati spiegare agli studenti di 10 scuole di Catania, riuniti alle ciminiere, i falsi miti che alimentano la sottocultura mafiosa. Attribuivano poteri veramente di supereroe, di persona che non accettava le prepotenze e che difendeva i deboli. Queste sono delle mistificazioni. Una mafia capace di rinascere sempre dalle sue ceneri, anche dopo gli arresti eclatanti. Matteo Messina Denari in realtà non era più il capo di Cosa Nostra già da un po' di tempo, anche se rappresentava, ed era fondamentale per questo arrestarlo, l'epigono di quella che è stata la mafia corleonese. Ma vedete, la forza della mafia non è la sua capacità di violenza, è la sua capacità di sapersi assolutamente colloquiare e gestire col potere. Quindi quando noi non assistiamo più a fatti eclatanti non dobbiamo essere tranquilli, significa che la mafia è più forte di prima. L'organizzazione è in grado dunque di immergersi e di adattarsi, cambiando quando necessario capi e strutture. Certamente vi è una struttura di vertice ed è una struttura monolitica. Quello di cui si dubita è che vi sia un organismo di raccordo tra le varie famiglie mafiose, quella che appunto è stata a Palermo la cosiddetta cupola, la commissione provinciale. Pentiti, intercettazioni e sequestri, gli strumenti per combatterla, ma i risultati a lungo termine devono venire dall'educazione che comincia a scuola e in famiglia. Per questo l'Associazione Antimafia e Legalità si rivolge agli studenti, delusa da quegli adulti, commercianti o imprenditori che dopo aver negato di pagare il pizzo si ritrovano oggi nelle carte delle inchieste. Nonostante si trovasse ai domiciliari a Catania e fosse anche stato ammonito, continuava a vessare l'ex moglie 38enne con continui messaggi su Facebook e con minacce di morte anche nei confronti del figlio minorenne che viveva con la madre. Per questo un quarantenne è stato arrestato dalla polizia che su decisione della procura ha condotto l'uomo in carcere a Piazza Lanza, sospendendo così gli arresti domiciliari. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, al ritorno ci occuperemo dei balneari. Tornati in studio, la Corte di Cassazione boccia la sentenza del Consiglio di Stato sulla riassegnazione delle concessioni balneari entro fine anno. Il presidente regionale del SIB, il Sindacato Italiano Balneari, Ignazio Ragusa, è contento, dice, è una decisione che ci fa ben sperare. Sentiamo Francesco Aloi. Le concessioni balneari non scadranno a fine anno e quanto ha stabilito la Corte di Cassazione annullando la sentenza del Consiglio di Stato. Riassegnare le concessioni tramite evidenze pubbliche entro il 31 dicembre 2023. Era questo il disegno che bocciava la proroga al 2033 perché in contrasto con il diritto europeo sulle gare dei beni pubblici. Quello che ci deve preoccupare non è il fatto che ci siano delle scadenze, ma il caos che nascerebbe dalla mancanza di alcuni elementi normativi. Ancora una volta il problema è che non si è riusciti a dare certezza e serenità ad un settore che è cruciale ed importante per la nostra economia turistica del paese. Il Sindacato Italiano Balneari con la Regione Abruzzo si era subito opposto alla decisione del Consiglio di Stato, posizione che però i giudici hanno considerato inammissibile. E così adesso arriva la sentenza della Cassazione, ma per i balneari la battaglia non è ancora finita. Un netto e chiaro no. Ribadisco che rimaniamo in attesa di atti politici che definiscano questa delicata materia. La sentenza di qualche giorno fa non fa perdere la speranza ai balneari. Per il sindacato non sarebbe giusto cancellare con un colpo di spugna chi fino ad oggi ha gestito gli stabilimenti, in un settore che in Italia vale più del 30% di PIL. E anche in Sicilia, come nel resto d'Italia, i saldi invernali inizieranno il 5 gennaio. A firmare appunto il decreto l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio. I saldi invernali si concluderanno il 15 marzo. Adesso ci occupiamo di Sanremo perché, a parte Fiorello che sarà sul palcoscenico del Teatro Ariston l'ultima serata insieme ad Amadeus, c'è ancora un po' di Sicilia in questa nuova edizione del Festival dei Fiori. Sentiamo, ci dice tutto Eva Spampinato.
Sarà con voi per tutta la sera il mio amico Rosario Tindaro Fiorello. Potrebbe annunciare il suo ingresso nuovamente così, Amadeus, ma stavolta Fiorello non scenderebbe le scale del palco della Villa Bellini di Catania, ma quelle più impegnative di Sanremo. Le battute arrivano dopo là, cioè quelli ridono per una cosa che è stata già risa da quelli che stanno qua, c'è il fuso battuta. Il conduttore mattatore siciliano sarà tra i co-conduttori della kermesse musicale più importante d'Italia. Già l'annuncio della sua presenza ha fatto esaltare il pubblico, che dovrà attendere però l'ultima serata del festival, il 10 febbraio, per vedere lo showman di Augusta, in provincia di Siracusa, intrattenere il pubblico come solo lui sa fare. E la comicità scelta da Amadeus per Sanremo 2024 è tutta siciliana. Ad affiancare il conduttore sul palco dell'Ariston, infatti, ci sarà anche Teresa Mannino, attrice e comica palermitana, che ha fatto dell'ironia e dei paragoni caratteriali nord-sud la sua cifra stilistica. Ho 22 cugini, sì, tipica reazione da milanese. Quando lo dico a Palermo, 22 cugini rimangono tutti così, come perché normale, no? Cioè, anzi, pochi, come mai ce ne ha così pochi, penso? Saranno 27 i concorrenti big in gara e la Sicilia sarà rappresentata da un trio dai numeri impressionanti, amatissimi in tutto il mondo e per 2/3 siciliani. Il volo. Signori, si va, siamo a Sanremo. Si va. Ciao ragazzi, ci vediamo a Sanremo. Ciao. La prima partecipazione a Sanremo è datata 2009, il 2015 è l'anno della loro vittoria con Grande Amore. Nel 2019 l'ultima partecipazione con Musica che resta. Appuntamento dal 6 al 10 febbraio. Ci fermiamo ancora, il calcio e il volley, poi in chiusura di telegiornale. Siamo ritornati in studio, il Catania per la prima volta non coglie i 3 punti con Lucarelli in panchina, i rossazzurri pareggiano infatti al Massimino con la Virtus Francavilla al seguito di una partita giocata sì all'attacco ma di certo con poca concretezza. Marco Carli. Il Catania raccoglie meno di quanto meriterebbe con la Virtus Francavilla. È il dato di fatto di una partita che dice anche altro, però. Conferma la rinnovata vitalità di un gruppo che con l'arrivo di Lucarelli ha ritrovato la spinta, ma anche una tendenza a prendere gol alla prima occasione concessa agli avversari. Era successo con la Turris e è capitato nuovamente con i pugliesi. Artistico trova scarsa resistenza da parte di Curado e poi Silvestri indietreggiando gli consente il tiro di destro che si insacca nell'angolino. Poi c'è un'altra tendenza che emerge ieri ancor di più vista l'assenza di Di Carmine per riacutizzarsi del problema muscolare. Tante chance create, poca concretezza. Abbiamo concesso pochissimo, solo quella ripartenza dove oltretutto è stato bravo Artistico, ha fatto veramente un gol da centravanti vero e poi la partita è stata in controllo assoluto, in dominio assoluto, abbiamo creato tantissimi presupposti per far gol, purtroppo non ci siamo riusciti. L'allenatore ricorre all'uomo più in forma del momento, Giuseppe De Luca, e anche a Bocic perché la spinta fino al 70° è notevole, ma soprattutto nel secondo tempo sembra destinata a non sortire effetto. La Virtus si difende con ordine ma non può nulla sull'assist di Bocic e in particolar modo sul movimento da vera punta del numero 7 del Catania che stoppa, si coordina e mette in buca la palla dell'1-1. Poi assalto con i 17.000 del Massimino che spingono ma non c'è verso. Ora una settimana quasi tipo in vista della partita col Messina di sabato. Stiamo dando continuità anche alle prestazioni e questa è la cosa più importante, poi sono convinto arriveranno anche i gol. Dopo 5 sconfitte, nessun gol, ritorno al successo invece per il Messina a Teramo nello scontro salvezza contro il Monterosi e come detto, come avete sentito, sabato prossimo derby al Francoscoglio contro il Catania, assente per squalifica il terzino Polito. Sentiamo Sergio Colosi. Federico Pacciardi e Michele Mausso, fedelissimi di Modica, gli salvano la panchina nello scontro diretto di Teramo contro il Monterosi, ma è banale nelle scelte il tecnico di Mazzara. Accade così che con gli uomini contati trova il modo di inventarsi soluzioni inattese, ma questa volta vincenti. Musi storti all'annuncio della formazione per la presenza di Pacciardi ed Mausso, preferiti afferrare Zunno. Sono invece proprio loro gli autori dei 2 gol con i quali il Messina è tornato alla vittoria dopo 48 giorni.
giorni. Il resto lo hanno fatto il miglior fumagalli della stagione, la Dea Bendata con 2 traverse dei laziali, imprecisi 2 volte anche dagli 11 metri. Modica respira, insieme a lui il direttore sportivo Roma e il presidente Sciotto, tornato ad essere bersaglio dei tifosi dopo una tregua di alcuni mesi. Il Messina lancia timidi segnali di risveglio, questa volta premiato da episodi che in altre occasioni lo hanno punito. Per uscire dalla crisi però serve ben altro e soltanto il mercato di gennaio, in linea teorica, potrà risolvere i problemi di un organico modesto e carente nei 3 reparti. Prima del Giro di Boa, sabato prossimo derby notturna con il Catania, senza lo squalificato Polito, e a seguire le gare contro Potenza e Monopoli. Oggi è lunedì, dunque il nostro appuntamento di approfondimento dopo il telegiornale alle 14.30 è tutto dedicato al calcio, in particolare alle 3 siciliane impegnate nei diversi campionati, Palermo, Catania e Messina, nello spazio condotto da Angelo Gagliano con l'anteprima Corner. Questa sera invece rituale appuntamento del lunedì sera con Corner, ospite del Catania, perché lo ricordiamo, Corner è interamente dedicato ai colori rossazzurri, sarà il centrocampista Roberto Zammarini, alla conduzione sempre affidata al collega Angelo Gagliano. Adesso ci occupiamo del volley, la Farmitalia Saturnia Catania perde in casa di Padova con il punteggio 3-1, è un periodo caratterizzato dalla cattiva sorte per i bianco-blu dopo l'infortunio di Manavi. Adesso la squadra etnea deve fare i conti con il problema al polpaccio del suo sostituto Jacopo Massari, appena arrivato dal mercato. Lo schiacciatore era stato determinante nei primi 2 set giocati in Veneto grazie a Massari, infatti i bianco-blu sono riusciti a equilibrare la gara sull'1-1, poi arriva l'infortunio e la luce si è spenta con i patavini che hanno vinto i successivi 2 set. In classifica la Saturnia resta all'ultimo posto con 3 punti e con la zona salvezza distante comunque solo 2 lunghezze. La squadra catanese sarà ora impegnata in 2 match interni consecutivi contro Monza e Modena. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19.